La settima e conclusiva corsa dall'Arcoveggio è una prova per soggetti anziani, no vincitori di 17.500 euro in carriera, né di 2.170 dal 1° di aprile. Favorita giocata in chiusura, Bella, numero 4 con Natale, cintura in sediolo. Salgono le quote di Beatles Spritz e Boniek Spritz. 1 Brendas, 2 Boniek Spritz, 3 Artes MJ, 4 Bella, 6 Azzurra Tab. Seconda fila 7 Beatles Spritz, 8 Brufen Oil, 9 Black di Venere, 11 Bramante, 12 Alexandra Mail, 13 Brio Gual. L'allineamento si è formato lungo la curva di sinistra, Tostad prende velocità, problemi per Azzurra Tab, problemi anche per Artes MJ e sono Boniek Spritz e Bella a giocarsi il comando numero con 3 Boniek che Artes rientra MJ a squalificato, Bella, mentre allo steccato scivola Black di Venere che riesce a scavalcare Brendas, poi Beatles Spritz in quinta posizione che già muove all'esterno trascinandosi Bramante. 14 per il lancio, Beatles Spritz ha respinto Bella e vede avanzare al largo Beatles Spritz. Così, dopo 400 metri in 29,4, i due Spritz alle prese, Boniek davanti, Beatles all'esterno, poi alla corda Bella che precede Brendas, in seconda pariglia esterna è Black di Venere a precedere Bramante. I 600 se ne vanno in 45,1 con Boniek Spritz che guida e Beatles Spritz che agisce allo scoperto. Bella e Black di Venere sono la seconda pariglia, Brendas e Bramante la terza. 31 questi 400 metri di corsa con Boniek Spritz che prosegue in evidenza al chilometro, che se ne va in 1,14,1, galoppa anche Bella. numero 4 E così Bella Beatles Spritz squalificato, attacca Boniek Spritz che prova a difendersi, Black di Venere in terza posizione, gli altri sono molto più indietro, cerca di venire a fare l'arrivo Azzurra Tab, dritta di là, passata in 13,9, 1,28 numero e 3 quarti di 12 miglio. Alexandra Boniek Mail Spritz si difende dalle squalificato, bordate di Beatles, prova sempre a seguirli Black di Venere a 250 dalla conclusione. Boniek Spritz è in vantaggio, fa 14,4 per la piegata, ma Beatles è ancora lì che ci prova. Boniek in vantaggio, Beatles che torna alla carica a 100 dalla conclusione. Boniek in vantaggio, Beatles che attacca all'esterno, Boniek che si difende, Beatles che allarga sul palo. Boniek Spritz si salva da Beatles Spritz. Al terzo posto Black di Venere. Boniek Spritz, Maurizio Cheli in percorso di testa, 1,12,8 se è corretto il ragguaglio cronometrico. Il training di Lorenzo e Marco Bortolotti, al Domignano che deve pagare da bere alla proprietà, il successo di Boniek Spritz in percorso d'avanguardia.